Quello delle comunità energetiche per noi è un tema fondamentale perché sono due i fronti su cui possiamo investire in campo energetico e sono il fotovoltaico e l'idrogeno e su entrambi la regione del Veneto crede molto. L'idrogeno verrà sviluppato nel progetto Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, mentre per creare le comunità energetiche la regione metterà in campo contributi a fondo perduto prevedendo uno stanziamento di risorse per 10 milioni di euro. L'assessore regionale a sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato, è intervenuto così stamattina all'evento informativo Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, uno strumento per la transizione energetica, organizzato a Padova da Regione del Veneto e Provincia di Padova e che ha visto una grande partecipazione di sindaci e amministratori locali. L'appuntamento rientra nel calendario di incontri informativi dedicati a soggetti pubblici e professionisti del settore sulla base legge regionale 19/2022, la quale individua comunità e gruppi collettivi come tasselli fondamentali con cui la Regione del Veneto persegue la transizione energetica del sistema socio-economico regionale con l'obiettivo di produrre energia da fonti rinnovabili. Ringrazio gli amministratori locali per la grande partecipazione a questi incontri, confermata anche da questo appuntamento di oggi. Ha esordito l'assessore regionale dell'energia. La Comunità Europea aveva fissato l'obiettivo di uso delle energie rinnovabili al 10,3% e noi abbiamo chiuso l'anno a quota 17,2%. Se tutti avessero raggiunto questi numeri, oggi la situazione del Paese sarebbe diversa. Per quanto riguarda la nostra realtà, sull'idroelettrico abbiamo fatto il massimo, possiamo al più intervenire con qualche efficientamento degli impianti.